La Pietà, culla antica della musica. Alla Pietà, istituto nato nel 300 e diventato ospedale destinato ad accogliere le ragazze orfane e abbandonate, in cui nel corso del Settecento insegnarono musica Galuppi e Vivaldi, vi è un museo nel quale è possibile ammirare i violini e gli altri strumenti che suonarono davanti a Vivaldi, la sua musica. In questo, come negli altri ospedali, ne esistevano 4 in città. Le ragazze venivano avviate al canto, alla teoria musicale e alla pratica di diversi strumenti. E malgrado le putte del coro, così come erano conosciute, si esibissero nascoste dalle cantorie della chiesa annessa all'istituto, una volta uscite dalla Pietà non potevano più esibirsi pubblicamente. Malgrado ciò, questo, come gli altri istituti, furono gli unici luoghi in Europa, specialmente tra 6 e 700, nei quali le donne potessero suonare ogni tipo di strumento o addirittura dirigere un'orchestra. I primi grandi conservatori europei, Londra, Parigi, Berlino, nacquero proprio sul modello degli ospedali veneziani. Pur essendo dei luoghi di grande fermento culturale, questi istituti rimasero pur sempre degli orfanotrofi. Il museo conserva ancora oggi i registri e i mezzi segnali con cui i bambini e le bambine venivano abbandonati nella scaffetta, la ruota degli esposti. Talvolta le due mezze marche furono riunite e le bambine ritrovarono le loro famiglie, ma il più delle volte rimasero per sempre, desolatamente, tagliate a metà. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.